Esalio, Monreale e Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Dopo 4 vittorie consecutive ha leggermente rallentato il proprio ritmo il Sustentus Estu, sconfitto su questo campo 2 settimane fa dalla Baltur 100 e sconfitto anche la scorsa domenica invece sul campo della capolista Bergamo, quest'oggi contro la Racker San Vendemiano, una sfida importantissima in chiave salvezza che vado a presentare in compagnia del presidente Riccardo Fiorelli. Una partita, dicevamo, chiave dal punto di vista della corsa a salvezza, anche perché rimangono 3 partite da giocare in casa sostanzialmente contro tutte avversarie dirette, dunque si cerca la vittoria a tutti i costi. Sì, sapevamo dall'inizio che sarebbe stata una partita difficile, lo confermiamo, abbiamo cercato di prepararci al meglio per affrontarla così com'è, come una partita difficile. Vedremo se siamo stati in grado di prepararci nel modo giusto. Abbiamo qualche acciacco, ma poi eventualmente ne parleremo, stiamo cercando di sistemarlo da qualche settimana. Abbiamo detto in precedenza, 2 sconfitte consecutive erano preventivabili, però contro 2 sostanziali corazzate del girone non hanno scalfito l'entusiasmo però della squadra. No, non direi, anche se 2 sconfitte così pesanti come nel finale sono sempre un po' pesanti da digerire e soprattutto da smaltire. Speriamo che la squadra non ne risenta, ne abbiamo parlato in settimana, e soprattutto lo scarto, soprattutto nella partita con 100 in casa, era uno scarto immeritato nel finale, perché per 3 quarti di gara abbiamo visto tutti, siamo stati assolutamente in partita e anche qualcosina in più. Hai accennato in precedenza al tema degli infortunati o degli acciaccati, per meglio dire. Pilo, stringere i denti, sarà della partita. Laguzzi si è cambiato, lo vediamo in divisa, però insomma è tutta da definire la situazione. Sì, la vedremo, anche perché per Laguzzi è il primo test dopo tante partite in cui è dovuto stare fermo per un problema muscolare. Si è allenato in settimana non benissimo, nel senso che anche nell'ultima seduta di ieri ha avuto qualche problema, si è dovuto addirittura fermare per un risentimento. Speriamo niente di importante. Vedo che si sta riscaldando, sembra che stia abbastanza bene, vediamo se l'allenatore riterrà di utilizzarlo e lui come si sentirà. Speriamo bene, soprattutto speriamo di averlo recuperato definitivamente. Quest'oggi sostanzialmente un derby tra neopromosse, neopromossa anche San Vendemiano così come l'Accademia, una sfida questa che si potrebbe riproporre, vedremo anche magari durante i play-out. Cosa sapete dei vostri avversari? Dovrebbe essere una squadra giovane, come tale imprevedibile, ha fatto molto bene talvolta con qualche squadra anche di quelle di prima fascia, e talvolta anche molto male in maniera altrettanto imprevedibile contro squadre che potrebbero essere meno quotate di loro. Questa imprevedibilità non ci rassicura, perché bisogna capire che tipo di partita faranno oggi, che tipo di approccio avranno. Noi l'abbiamo preparata, da quel che ho visto in settimana, sempre al meglio, come peraltro tutte le altre. Speriamo che loro soffrano un po' anche il fatto di essere fuori casa e quant'altro. Una nota di cronaca importante: potrebbe mancare, anzi mancherà sicuramente nelle fila di San Vendemiano un giocatore chiave come Barbon. Torniamo ai temi di casa Accademia. La squadra, non possiamo negarlo, ha cambiato marcia, ha cambiato volto con gli innesti di Scodavolpe e Samoggia. Uno sforzo importante da parte vostra, l'apprendistato di questa società in questa categoria insomma ha portato i suoi frutti, sta maturando, sta vedendo anche quello che è il livello e cosa bisogna fare per poter competere non solo in Serie B ma anche in questo girone, che possibilmente magari anche un livello un po' più alto rispetto agli altri. Sì, l'abbiamo detto e ripetuto, quando abbiamo iniziato non avevamo ben chiaro, perché in quanto esordienti, quello che sarebbe stato il livello del campionato e se la nostra squadra fosse adeguata a questo livello. Abbiamo cercato di fare degli aggiornamenti, chiamiamoli così, in corso di campionato. Speriamo che questi aggiornamenti, che sono ai quali ha conseguito uno sforzo
importante anche dal punto di vista economico siano gli aggiornamenti corretti. Sì, la reazione anche del gruppo intero è stata una reazione estremamente positiva, anche perché oltre ai nuovi innesti ha iniziato a giocare decisamente meglio tutto il gruppo. Questi erano alcuni dei temi di questa partita, tanti altri ovviamente li andremo a sviscerare nel corso della nostra telecronaca. Per il momento dal Palamellano di Sestu ci prendiamo una pausa, ma tra qualche minuto torneremo nuovamente in diretta, pronti per la palla 2 di Sustentu Sestu Raker San Vendemiano. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Palamellano di Sestu. Allora, 25esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, sfida importantissima in chiave salvezza. Sustentu Sestu a caccia di 2 punti preziosissimi contro la Raker San Vendemiano. Dunque, dopo un mese ad altissimo livello con 4 vittorie consecutive si è un po' rallentata la corsa dei Pirati, 2 stop consecutivi. Il primo contro 100 arrivato dopo 3 quarti giocati sostanzialmente alla pari contro una delle corazzate del girone. La scorsa settimana invece una partita sostanzialmente senza storia sul parquet della Comarch Bergamo. Quest'oggi conta solo una cosa, conta solamente vincere per il Sustentu Sestu, che è già sul parquet. Dario Scodavolpe, Davide Varrone, Romeo Trionfo, Mauro Graviano, Giuliano Samoggia, questo è il quintetto scelto da coach Marco Sassaro. Dall'altra parte invece per la Raker San Vendemiano, lo ricordiamo, priva di un elemento di grande importanza come Cesare Barbon, ci sono con il numero 8 Edoardo Rossetto, con il numero 14 Francesco Pindalpos, che è anche il capitano della formazione veneta, poi Andrea Carlesso, miglior realizzatore di squadra, con il numero 10 Michele Antelli e con il numero 15 Andrea Muner. Partita che è cominciata in questo istante e allora primo possesso offensivo per i Pirati, subito grande aggressività difensiva per la Raker. Antelli scatena tutta la sua velocità, non riesce però a trovare la via del canestro. Varrone molto bravo in questa circostanza nel rendergli la vita complicata e anche nel non andare a commettere fallo. La coppia arbitrale, che è composta dai signori Paolo Puccini di Genova e Edoardo Ugolini di Forlì, assegna il possesso al Sustentu Sestu, con subito grande pressione a tutto campo da parte della Raker, con capitan Pindalpos che va a prendere in consegna Dario Scodavolpe, incaricato in questo momento di condurre il pallone in zona offensiva. Graviano accoppiato con Antelli, l'uscita dei blocchi di Scodavolpe, usa un po' troppo le braccia per cercare di contenerlo il suo avversario diretto. In questa circostanza si trattava di Edoardo Rossetto, che è andato così a commettere il primo fallo personale della sua partita. Sono passati appena 30 secondi di gioco dall'inizio del match, la situazione di punteggio non è cambiata, 0-0 al Palamellano. Trionfo eseguire la rimessa, si smarca e riceve Graviano sul blocco di Varrone, che poi rolla dentro. Graviano sceglie di andare fuori da Samoggia, che sta tirando molto bene da 3 punti nel corso di questa sua esperienza al Sustentu. Nelle sue prime 7 partite in maglia bianco-blu, in questa circostanza non trova il bersaglio grosso. Allora Pindalpos per il tiro di Carlesso, che può mettere anche quel tipo di conclusione. In questa circostanza non trova la via del canestro. Allora Trionfo con il suo ormai consueto cost to cost, c'era un contatto non falloso secondo gli arbitri, ha recuperato Pindalpos. Dall'altra parte per Antelli, osserva il piazzamento dei compagni, sceglie poi di andare dalle parti di Rossetto. Ancora Pindalpos, specialista da 3 punti, qui la marcatura molto forte da parte di Scodavolpe. Per un attimo arriva il cambio sul blocco, poi Scodavolpe che ha subito, attenzione, un colpo e voleva un fallo. Si lamenta all'indirizzo degli arbitri, dice di aver ricevuto una gomitata sulla fronte
non viene ravvisato nulla da parte degli arbitri, allora il gioco può riprendere. Ancora non si è segnato, lo ripetiamo, al Palamellano, mentre la partita è iniziata da 1 minuto e mezzo. Varrone per Samoggia, poi vuole lavorare dal post basso. Graviano contro Antelli, va fuori poi da Varrone, il pallone per Samoggia, l'arresto, il tiro difficile qui per Samoggia, molto corto, rimbalzo controllato da Muner e poi parte Antelli in transizione, mano sinistra, poi la palla per Rossetto in ritmo da 3, secondo ferro, rimbalzo conquistato da Varrone. Vediamo se il Sustentu riesce finalmente a stappare il canestro con questo gioco offensivo chiamato da Graviano. Palla dentro per Varrone, può lavorare contro Carlesso, arriva il fischio arbitrale, fallo personale di Carlesso. Dunque bravo Varrone in questa circostanza, prendere un po' in controtempo Carlesso con una posizione difensiva non perfetta. Carlesso, uno dei giocatori più esperti, classe 1982 della Racker San Vendemiano, abbiamo detto in precedenza, miglior realizzatore di squadra con 12 punti di media, a cui aggiunge anche 7 rimbalzi. Qui difficoltà sulla ricezione per Scodavolpe con Muner che accetta il cambio difensivo, allora Scodavolpe lo può attaccare, lo scarico poi che arriva fuori per Graviano, step back per Graviano, Antelli difende molto bene e propizia poi questo errore da parte del play del Sustentu. Si continua a non segnare al Palamellano, difese forti, difese aggressive e anche il pallone che pesa in una sfida, abbiamo detto, decisiva, importantissima, in chiave salvezza. Il pallone fuori per Antelli, finisce per le terre qui Graviano e allora arriva il fallo in attacco commesso da San Vendemiano. Coach Volpato va a protestare all'indirizzo di uno dei due direttori di gara, l'esperto tecnico di San Vendemiano, che nel corso della propria carriera ovviamente è rimasto legato a un nome storico della pallacanestro veneta come la Petrarca Padova. Nel corso della sua esperienza padovana ha avuto le proprie dipendenze anche quel Maurizio Buscaglia, attuale tecnico dell'Aquila Trento, oltre che capo allenatore della nazionale Under 20, che è stato eletto lo scorso anno miglior allenatore nel campionato di Serie A. Quel grande curriculum per coach Volpato, che ha deciso ormai qualche tempo di sposare il progetto della Racker San Vendemiano, neopromossa in Serie B, così come il Sustentu Sestu, che ora sta lottando con le unghie e con i denti per cercare di mantenere questa categoria. Qui la palla che arriva sotto, coi tempi giusti per Samoggia, un passo di troppo secondo gli arbitri per Samoggia, un po' maltrattato dal punto di vista fisico là nel pitturato. Non c'è fallo secondo gli arbitri, c'è bensì l'infrazione di passi da parte di Samoggia. Allora ancora 0-0 il punteggio quando i minuti trascorsi sono ormai quasi 3 al Palamellano. Il pallone per Muner da 3 punti, Muner, errore, il rimbalzo conquistato da Scodavolpe con Rossetto che lamentava un fallo, un po' avventato forse questo suggerimento per Samoggia. Ottimo lo scarico di Graviano sotto per Varrone e arriva allora il primo canestro della partita. A firmarlo è il pivot in maglia numero 42 su assist al bacio da parte di Graviano. Dall'altra parte prova a rispondere San Vendemiano, ancora la velocità impressionante di Antelli che va a commettere però sfondamento sull'ottima posizione difensiva di Romeo Trionfo. E allora fallo in attacco per Antelli, è il primo anche della sua partita, e il Sustentu che potrà ripresentarsi allora senza danni ancora in zona offensiva. 6 minuti 38 secondi al termine del primo quarto, punteggio bassissimo, lo abbiamo detto in precedenza, ce lo si poteva assolutamente aspettare vista l'importanza della posta in palio quest'oggi. Rimessa dal fondo che per il Sustentu verrà eseguita da Trionfo, il pallone poi per Graviano, preso in consegna da Antelli. Antelli chiama Pollice nella difesa di San Vendemiano, vedremo quali saranno gli adeguamenti. Qui Scodavolpe contro pin dal post da 3 punti, sbaglia Scodavolpe, dall'altra parte c'è già Antelli che ha tanto spazio, viene preso ora in consegna da Samoggia, lo può attaccare, sceglie di andare con lo scarico, poi ancora Antelli fuori per Carlesso da 3 punti, Carlesso a segno, sorpasso San Vendemiano con la tripla fronte a canestro da parte di Andrea Carlesso. 6 minuti e spiccioli da giocare nel primo quarto. Graviano per Samoggia, ancora grande aggressività e soprattutto gran livello fisico nella difesa di San Vendemiano. Varrone dà per un attimo un'occhiata a Trionfo che cerca di ricevere là nel pitturato, accerchiato da una selva di maglie nere, finisce col perdere il pallone. Antelli per pin dal post e poi invitato al tiro da 3 punti il numero 8 Rossetto, che rischia ancora uno sfondamento, questa volta su Graviano.
il fallo secondo gli arbitri in questa circostanza è stato commesso da Graviano. Situazione un po' al limite, l'hanno letta in questo modo i due direttori di gara. E allora 17 secondi per il tiro di San Vendemiano con la rimessa dal fondo che verrà eseguita da Antelli. Ancora da asciugare il parquet. Ricordiamo che abbiamo parlato di punteggio basso in precedenza e allora ricordiamo un dato statistico importante, ovvero San Vendemiano è il terzo peggiore attacco del campionato. Tanto qui va a segnare ancora con Muner la seconda tripla della partita, 6-2 il punteggio. Qualche difficoltà dovremmo aver risolto. Torniamo in cronaca. Graviano in angolo per Samoggia, ribaltato con il lato, bene per Scodavolpe che va dentro forte con anche il contatto non irregolare secondo gli arbitri. Assegno Samoggia 6-4, meno 2 su Stentu. Dall'altra parte c'è il possesso per San Vendemiano, ancora con Antelli preso in consegna per un attimo da Varrone, manda per aria il tiro, gran tagliafuori qui da parte di Varrone su Carlesso. Una delle chiavi dell'incontro è proprio questa. Poi Graviano a lavorare ancora sul blocco di Varrone. Samoggia da 3 punti, Giuliano Samoggia a segno, contro sorpasso su Stentu sul 7-6 in ritmo dall'arco. Samoggia sta tirando molto bene, lo abbiamo detto anche in precedenza. 51% da 3 punti è il migliore fino a questo momento per percentuale appunto dall'arco dei 6,75, 51,9 in 7 partite con Sustentu. Ora va a uscire Giuliano Samoggia e c'è il primo ingresso in partita di Guillermo Nicolas Laguzzi. Problemi fisici per lui, diverso tempo a questa parte, non vedeva il campo praticamente da un mese. Sto G chiamato a dare una mano al Sustentu in questa importantissima gara in chiave salvezza. Pin dal post, prende il centro dell'area, cancellato da Varrone e poi parte la transizione del Sustentu con Scodavolpe per Graviano. Poi Laguzzi che fa circolare all'indirizzo di Trionfo, si prende il tiro da 3, Romeo Trionfo lo manda però sul primo ferro. Rimbalzo conquistato da San Vendemiano che ora attacca con Antelli dal palleggio, arriva Muner e poi va a bloccare per Rossetto. Rossetto lavora dal palleggio, il pallone poi per Pin dal post, fuori dall'arco c'è spazio ancora per Carlesso, errore ma è il primo ad arrivare sul rimbalzo Andrea Carlesso che beffa la difesa del Sustentu con questa giocata importante. Permette tra l'altro a San Vendemiano di ritrovare la testa dell'incontro sull'8-7, time out in campo e dunque piccola pausa anche per noi. Torniamo in collegamento diretto dal Palamellano di Sestu. Sta terminando in questi istanti il time out a 3 minuti e 47 secondi dal termine del primo quarto. Davanti c'è la formazione ospite della Racker San Vendemiano con il punteggio di 8-7. Si è segnato pochissimo nel corso di questo primo quarto, è stato un primo quarto all'insegna soprattutto delle difese. Dicevamo in precedenza prima di essere interrotti, sfida questa tra la terza peggior difesa del campionato, quella del Sustentu con 77,3 punti subiti di media, e la quarta peggior difesa invece quella della Racker con 76,9. Il gioco che è ripreso, Scodavolpe ora in possesso del pallone, attaccato da Pin dal post per un attimo Muner con l'anticipo su Laguzzi, poi fuori si va da Trionfo, attacca forte Trionfo, va a commettere sfondamento con Rossetto che si era posizionato molto bene lungo la sua linea di penetrazione. Allora palla persa dal Sustentu che ancora non riesce a trovare grande ritmo in zona offensiva all'interno di questa partita. San Vendemiano che invece continua a difendere forte, sta interpretando nel migliore dei modi questa partita chiave in zona salvezza. Sono in corso anche delle altre partite, man mano che andremo avanti vi aggiorneremo anche sui punteggi dagli altri campi. 2 partite che stanno per iniziare sono quelle tra Costa Volpino e Vicenza, che ovviamente interessa entrambe le formazioni in campo in questo momento. Poi inizierà alle 21 invece la sfida tra Piacenza e Milano. Il gioco che è ripreso, Rossetto in possesso del pallone, il taglio backdoor molto interessante da parte di Muner che
però scippato del pallone da parte di Graviano, si lancia in transizione solitaria Graviano, va dentro, si appoggia al vetro, errore, rimbalzo conquistato da Carlesso, ma Graviano non ci sta e recupera ancora una volta il pallone. I compagni non ci avevano creduto granché, erano rimasti un giro indietro. Allora Rossetto in angolo per Antelli, buona la finta ma mette un piede lungo la linea laterale, palla persa qui da San Vendemiano. Grande carica agonistica da una parte e dall'altra, c'è la consapevolezza quest'oggi sono in palio dei punti davvero molto importanti, molto pesanti. Qui Skoda Volpe riceve dopo la rimessa di Laguzzi, ora vuole mettere un po' d'ordine il giocatore ex Rieti, chiama lo schema, su di lui c'è sempre Pindal Pos, poi Graviano si allarga e vuole il pallone Laguzzi, poi fa circolare dalle parti di Trionfo, esce dai blocchi, ancora Skoda Volpe, vediamo se attacca Pindal Pos, va dentro, arresto e tiro, Dario Skoda Volpe sul secondo ferro, va più in alto di tutti a rimbalzo Muner che poi serve il suo playmaker Antelli, ancora Muner dalle parti di Pindal Pos, poi in angolo per Carlesso, può attaccare, vediamo se lo fa dal palleggio. Varrone va un po' a complicarsi la vita nella zona di competenza di Mauro Graviano. Graviano che va a commettere fallo secondo gli arbitri, allora arriva un cambio sul parquet con il numero 12 per San Vendemiano, c'è il giocatore Daniele Masocco, invece va a riposare in panchina Edoardo Rossetto. Questo è il cambio a 2 minuti e 22 secondi dal termine del primo quarto, sul punteggio sempre di 8-7 in favore della Racker San Vendemiano. Rimessa dal lato di cui si incaricherà proprio il nuovo entrato Daniele Masocco, il pallone per Antelli, poi Carlesso con il consegnato ancora per il suo playmaker in maglia numero 10, accelera in una frazione di secondo, Antelli serve, poi piedi per terra, Pindal Pos, errore al rimbalzo, Graviano non riesce a controllare, pronto un doppio cambio per il Sustentu. Sul parquet entreranno Elia e Samoggia, escono Varrone e Graviano. Graviano, se non ho visto male, ha commesso il secondo fallo della sua partita e allora è costretto a uscire. Un po' frustrato, ora va a discutere con il suo tecnico, rimessa dal fondo, dicevamo, per San Vendemiano che va a eseguire con Antelli. 2:12 per andare al primo mini riposo qui al Palamellano. Antelli ha servito Masocco e poi il pallone ancora per Antelli, forse il più vivace nelle fila di San Vendemiano in questo inizio di partita, assieme ai due lunghi Carlesso e Muner. Poi è entrato con il numero 11 anche Damian Buscaino nelle fila di San Vendemiano, da 3 punti, errore stavolta per Muner, rimbalzo conquistato qui dal Sustentu con Trionfo, prova ad accelerare le operazioni qui Elia, poi Skoda Volpe costretto a sbracciare sulla pressione dell'avversario, esce dai blocchi Elia, ancora a bloccare Laguzzi, la palla fuori per Trionfo, buona la partenza contro Pindal Pos che però ha un ottimo scivolamento, leggermente in ritardo alla distanza il capitano della Racker San Vendemiano finisce con lo spendere il primo fallo personale della sua partita. Dicevamo in precedenza, incrocio sul parquet tra Nicola Elia e Damian Buscaino, i due sono stati compagni di squadra all'Eutelia Arezzo, era squadra anche di Maurizio Pedrazzini e del coach Sardo Mameli, all'epoca era la B2 2006-2007. Intanto Trionfo a segno col primo libero, impatta a quota 8, 1:38 invece per chiudere il primo quarto, passeggia nervosamente in panchina coach Volpato. Trionfo fa 2 su 2 invece dalla lunetta, sorpasso Sustentu 9-8, ora il punteggio a dare indicazioni coach Sassaro e anche a eseguire un cambio. Esce Skoda Volpe, sul parquet c'è uno specialista difensivo come Fabio Villani che si porta subito sulle tracce di Masocco. Rimessa eseguita e altro cambio anche per San Vendemiano, il cambio di Antelli, ovvero Fazioli, ha preso posto sul parquet con la canotta numero 4. Ora c'è Masocco nell'accoppiamento con Villani, Buscaino fuori per Pindal Pos, poi Fazioli che fa circolare bene dentro per Muner, cerca il passo d'incrocio, lo trova molto bene qui Muner, chiedevano un canestro valido dalle parti di San Vendemiano, a loro dire il pallone aveva toccato il tabellone, non sono stati però accontentati dalla segnalazione arbitrale. Villani dentro, molto bene per Giuliano Samoggia, 2 per ancora il giocatore arrivato lo scorso inverno dalla Baccheri Piacenza, più 3 Sustentu, 11-8. Ora il punteggio, esce Pindal Pos in ritmo da 3, Pindal Pos, tiratore specializzato oltre che trascinatore della Racker, la promozione dello scorso anno dalla Serie C Silver Veneta.
Qui Laguzzi riceve sulla pressione di Muner, un po' al limite, poi ancora arresto e tiro per Giuliano Samoggia che sta trascinando ora il sustento sul nuovo +3, 13-10, 30 secondi al termine del primo quarto. Pindal Pos lavora sul blocco, poi serve Masocco, linea di fondo per Masocco, extra pass per Muner, un po' al limite la finta qui di Pindal Pos che perde la maniglia. Sustento ancora in possesso del pallone, 17 secondi, Nicola Elia giustamente ora vuole attaccare con pazienza, lavorando col cronometro, è accoppiato con Fazioli, potrebbe sfruttare questo vantaggio di chili e centimetri. Ora c'è Buscaino che accetta il cambio difensivo, da 3 Nicola Elia fa saltare in piedi il Palamellano, +6 sustento al termine del primo quarto, punto esclamativo per Nicola Elia, a segno con questa tripla dopo il cambio difensivo di Buscaino. Allora, come dicevamo, +6 sustento al termine del primo quarto, 16-10 il punteggio, pausa per noi. Silvia, ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini, è tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, vediamo due belle casette per me. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Torniamo in diretta dal Palamellano, un'occhiata alle statistiche. Dopo il primo quarto di gioco il miglior realizzatore del match è Giuliano Samoggia con 7 punti. Dalle parti di San Bendemiano invece sono 5 per Carlesso. Primo quarto che è iniziato con problemi in zona offensiva per entrambe le formazioni, merito soprattutto delle due difese, sempre molto aggressive e puntuali. Poi a scavare questo minimo solco ci ha pensato Elia con il tiro da 3 punti realizzato praticamente sulla sirena. In precedenza anche Samoggia era stato importante con un paio di conclusioni a segno. San Bendemiano che si è affidata a Carlesso, a Muner, che hanno trovato delle conclusioni importanti dalla lunga distanza. Poi sull'11, meglio sul 10 pari, aveva realizzato invece Pindal Pos, un tiro molto pesante. Tutto pronto ora per l'inizio del secondo quarto. Allora in campo ci sono Fazioli, Muner, Masocco, Buscaino e il numero 14 Pindal Pos. Per San Bendemiano invece il sustento che si schiera con Samoggia, Elia, Varrone, Trionfo e Villani. Si riparte ora con il possesso per la Racker, affidato alle mani di Fazioli. Esce a tutta velocità dai blocchi Masocco che non viene servito, esce poi anche Pindal Pos che riceve invece il pallone. Si va ora da Masocco sul blocco di Buscaino, si apre poi Buscaino, prova a puntare Varrone, gira sul perno, Buscaino ora attacca il pitturato da fuori dalle parti del numero 15 Muner, stoppato ancora da Varrone che cancella anche il suo avversario. Muner in questa circostanza, Varrone sta chiudendo lo spazio aereo sotto quel tabellone. Qui errore per Elia, vuole ancora lavorare contro Fazioli, scivola Masocco, c'è spazio per Villani che attacca il pitturato, il piazzato ora se lo prende, lo manda a segno Davide Varrone. Grande impatto non solo in zona difensiva ma anche in zona offensiva, 4 punti per lui. Il tiro che ha realizzato in precedenza, non siamo insomma soliti vederglielo prendere. Altra stoppata, stavolta giudicata irregolare da parte di Samoggia, dunque verranno assegnati 2 punti in questo caso alla Racker. 18-12 la situazione di punteggio al Palamellano, 9 minuti 2 secondi al termine del secondo quarto di gioco. Si leva il maglione coach Volpato, inizia a far caldo al Palamellano, non solo dal punto di vista della temperatura. Mentre diamo un'occhiata anche alle altre partite che compongono questa 25esima giornata del campionato di Serie B. Domani tutte alle 18, Faenza 100, Scandiano Lecco, Desio Iseo, Orzinuovi Padova, Crema Bergamo. Tanto qualche animosità subito dopo la rimessa con il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Elia in questa circostanza.
Elia sostiene di essere stato trattenuto, ha commesso lui il fallo, però secondo gli altri, infatti Fazioli è pronto in lunetta e ingenuità questa, con coach Marco Sassaro che va a lamentarsi. Pronto in lunetta Fazioli, il primo libero sbagliato da parte del playmaker classe 1998, 2,7 punti di media finora in 14 minuti di impiego. Abbiamo già parlato dell'assenza pesante di Barbon nelle fila di San Vendemiano a causa di un infortunio, è indisponibile quest'oggi, giocatore forse l'esterno più importante di San Vendemiano, Antelli a parte, con importanti trascorsi anche nelle nazionali giovanili. Elia finta per un attimo il tiro da 3 punti, sceglie poi di andare da Varrone che in ritmo in quella zona del campo ha un accoppiamento più che vantaggioso con Fazioli, sbaglia però il tiro in avvicinamento. Davide Varrone ha fatto bene però a prendersi questa iniziativa personale. Dall'altra parte si torna dalle parti di Fazioli, accoppiato con Elia, il blocco di Buscaino che poi si apre per il tiro da 3 punti, riceve palla in questo momento Buscaino, fa circolare per Masocco e poi in angolo pin dal post, il fallo speso da Varrone che era ovviamente in ritardo sulla partenza di pin dal post, è andato a commettere un fallo assolutamente evidente. Varrone intanto proseguono i cambi, esce Muner ed entra Carlesso per San Vendemiano ed esce anche Trionfo sul parquet. C'è il primo ingresso di Mirko Pilo con la canotta numero 8, anche lui ha vissuto un mese abbastanza difficile dal punto di vista della forma fisica, ha recuperato, però dovrebbe meglio aver recuperato al pieno la condizione. Mirko Pilo riprende il gioco, Buscaino con il consegnato per Fazioli, poi a bloccare c'è anche Carlesso che vuole palla vicino a canestro, ha un accoppiamento con Elia, prova a girare sul perno, in ritardo Elia spende il fallo anche se non è d'accordo con la scelta arbitrale. Qui va a parlare con Varrone, probabilmente qualche automatismo che non ha funzionato a dovere in zona difensiva. Secondo fallo della partita di Elia. E allora coach Sassaro guarda verso il fondo della propria panchina, rimessa dal fondo. Questo era il terzo fallo di squadra del Sustentu nel corso di questo secondo quarto. Fazioli dal palleggio, poi la tripla se la prende Masocco, la manda però sul primo ferro. Buono il rimbalzo di Samoggia che ha già servito Elia, chiamato lo schema corner in zona d'attacco. Ora Samoggia che restituisce palla a Nicola Elia che agisce tanto in posizione di playmaker in questo inizio di partita. Penetrazione centrale per Pilo con coraggio, applaudito giustamente dalla sua panchina, ha fatto esattamente quello che serviva in questa situazione. Pilo è andato a prendersi responsabilità attaccando il pitturato con coraggio e ora potrà usufruire di 2 liberi mentre c'è un cambio per San Vendemiano. Esce pin dal post ed entra Rossetto. Pilo in lunetta, andiamo a dare un'occhiata alle sue statistiche per larghi tratti del campionato. È stato il miglior realizzatore del Sustentu, ora realizza 9,6 punti in 23,7 minuti, 46% da 2, 34% da 3 e 60% ai liberi, circostanza abbastanza inusuale per lui che è un tiratore puro. 1 su 2 più 7 Sustentu, 19-12 il punteggio. Riceve palla vicino a canestro Carlesso, Samoggia però difende molto bene in questa circostanza, lo costringe a tornare fuori da Buscaino da 3, errore per Buscaino, più in alto di tutti a rimbalzo Rossetto, errore anche per lui, si rimane lì con Carlesso che cerca di avvitarsi, ancora un errore, poi si finisce per terra. Il fallo secondo gli arbitri lo ha commesso, vediamo chi, Villani, è così, e questa è la chiamata arbitrale, il primo fallo della partita di Fabio Villani in quella tonnara. Da sotto è stato lui a commettere l'irregolarità secondo gli arbitri, quarto fallo di squadra nel corso del secondo quarto per il Sustentu. Allora dal prossimo si andrà a tirare. Esce Varrone, intanto entra Laguzzi, staffetta tra lunghi nelle fila del Sustentu. Applaudito Varrone, molto positivo il suo inizio di partita. Rimessa dal fondo con Fazioli, 14 secondi per il tiro di San Vendemiano. Masocco riceve, poi torna dalle parti di Fazioli. Uno dei temi tattici annunciati alle vigilie da coach Marco Sassaro è quello relativo alle esecuzioni offensive di San Vendemiano, sempre molto rapide anche a difesa schierata. Deve cercare di spezzarle il più possibile il Sustentu, ci sta riuscendo solamente a tratti. Qui realizza dopo l'errore Rossetto, esulta tutta la panchina della Racker in piedi ad applaudire il -5 sul 19-14.
solo 3 punti realizzati finora in questo secondo quarto dal Sustentu. Ora Samoggia rischia per un attimo di perdere il pallone, poi decide di attaccare Buscaino, che si fa ingolosire dal pallone, va a commettere il fallo personale. Damian Buscaino, giocatore argentino ormai di cittadinanza italiana, arrivato in estate a rinforzare il reparto lunghi della Racker che intanto fa tornare in campo il play titolare Antelli ed esce Fazioli, dicevamo di Buscaino, classe 85, 2,03 m di altezza, 4,8 punti per lui, anche un'esperienza pur breve alla Santa Croce Olbia. Nel corso degli anni 2000 tanta esperienza in BNC, Atri, Rovereto, Pordenone, Pescara e Pavia tra le piazze toccate nel corso del suo girovagare lungo la penisola. Samoggia torna fuori per Elia, intanto arriva il blocco di Laguzzi che vorrebbe palla là sotto da 3, Lincoln Elia stavolta la sua palla fa dentro e fuori, ma gran lavoro al rimbalzo di Samoggia che tiene vivo per la formazione di casa. Sempre 19-14 il punteggio con Elia che lavora sul blocco, un accoppiamento con Carlesso, lo batte facilmente, poi il suo tiro fuori equilibrio è sbagliato. Sarebbero stati 2 punti importanti questi per Elia. Dall'altra parte la Racker con Buscaino che ha tanto spazio per il tiro, lo sbaglia, rimbalzo troppo facile concesso a Carlesso in questa circostanza, che ringrazia e mette a referto il -3 San Vendemiano sul 19-16. Qui Antelli esagera con la pressione su Elia, anzi si trattava di Rossetto, c'è il fallo personale da parte di Rossetto che si lamenta per l'utilizzo a suo dire improprio del gomito da parte di Elia. Secondo fallo della partita anche per Rossetto che torna in zona difensiva, cambio con Elia che esce sul parquet per il Sustentu. C'è nuovamente Graviano, protesta per coach Volpato che ora va a discutere proprio dell'ultima chiamata con il direttore di gara. Rimesso in gioco il pallone da Pilo all'indirizzo di Graviano che chiama ancora lo schema corna nell'attacco del Sustentu. Laguzzi fuori ancora per Graviano, si fa vedere l'uscita dei blocchi Villani che lavora con il fisico anche contro Masocco, lo era andato a trattenere anche per un istante il numero 12 di San Vendemiano. Poi arresto e tiro di Mirko Pilo con il suo marchio di fabbrica, lo step back e poi il tiro alzando la parabola. 21-16 con 2 punti di talento offensivo puro realizzati dal giocatore sassarese classe 88. Dall'altra parte esce dai blocchi Masocco, attacca il pitturato sulla difesa di Villani, si deve tornare fuori dalle parti di Antelli. Il cambio di mano di Antelli, arresto e tiro alzando la parabola, errore, rimbalzo conquistato da Laguzzi. Ora prova a correre il Sustentu dall'altra parte con Pilo, cambio di mano, la virata poi di Pilo che si appoggia al vetro. 2 punti davvero molto ben costruiti qui da parte di Mirko Pilo. Entra in campo tutta la panchina del Sustentu per applaudire questo impatto offensivo importante di Mirko Pilo con 4 punti. Subito ha permesso al Sustentu di guadagnare questo margine di vantaggio. Ora sul 23-16 sulla Racker San Vendemiano. Questa è la situazione di punteggio, time out chiamato da coach Volpato per discutere con i suoi ragazzi che stanno, come detto, lentamente perdendo un po' di contatto. Partita che continua comunque a rimanere spigolosa. È abbastanza accesa dal punto di vista agonistico. Non spettacolari sicuramente come altre abbiamo visto nel corso di questa stagione al Palamellano, forse non gradevole dal punto di vista dei ritmi di gioco, ma quest'oggi, come detto, le due formazioni stanno giocando veramente tanto. San Vendemiano approdata quest'anno per la prima volta in Serie B, storia della Racker che inizia nel 1982, che poi è proseguita nel 2005 con la prima promozione in C2, nel 2008-2009 con il primo approdo in C1 e poi lo scorso anno, dopo una finale tra l'altro persa nel 2011 contro Spilimbergo per la promozione in B2, arrivata scorso anno, dicevamo, la prima storica promozione in Serie B. Qui dal palleggio lavora Masocco, poi c'è Antelli, torna fuori dalle parti del numero 12 sempre Masocco. Qui in ritardo la difesa di Pilo, che è uno specialista offensivo, un po' meno specialista, lo è in zona difensiva, allora in ritardo va a spendere il fallo. Qui va a spiegarsi con la sua panchina Pilo, mentre è pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Masocco il Sustentu che ha già speso il bonus. Allora
in lunetta, si porta Daniele Masocco, play guardia del 93, sta realizzando 6,3 punti di media e tira i liberi col 73% in stagione. Qui cerca la concentrazione per il primo libero segnato, 17-23, meno 6 San Vendemiano, dicevamo di Masocco. Varie convocazioni in Serie A con la Benetton Treviso tra le stagioni 2010, 2011 e 2012, esperienza Martina Franca e Treviso in Serie B per lui prima dell'approdo in C a San Vendemiano. 2 su 2 dalla lunetta per lui, ancora accenni di press tutto campo per San Vendemiano, ancora Pilo che si prende altre responsabilità in attacco, stavolta sbaglia ma c'è l'ottimo lavoro al rimbalzo di Laguzzi, poi l'errore di Samoggia, recupera San Vendemiano che si porta dall'altra parte, Antelli dal palleggio, serve Buscaino, dall'altra parte arriva Masocco che prova a prendersi il centro dell'area, la finta, la partenza di Rossetto, poi ancora fuori per Antelli, 10 secondi per il tiro di San Vendemiano. Carlesso prende un ottimo arresto del tiro, aveva fatto saltare con un'ottima finta Laguzzi in precedenza, non è riuscito poi a mandare a segno il tiro. Laguzzi qui lavora in avvicinamento contro Buscaino, il tiro in fade away a segno per Guillermo Nicolas Laguzzi, il giocatore nativo di Hernando, firma il +7 sustentus sul 25-18. Già dall'altra parte Masocco, si stanno ora accelerando i ritmi da una parte e dall'altra, va a cercare palla Laguzzi sulla ricezione di Carlesso, ottima la partenza qui di Buscaino, lo scarico per Carlesso, la stoppata ancora là sotto, non si passa, Giuliano Samoggia va a oscurare la vallata, pallone cacciato oltre la linea di fondo, rimessa per Antelli a 3 minuti e 46 secondi dal termine del secondo quarto. È tornato in panchina Pilo, ottimo il suo approccio questo match, qui è ottimo anche lo scarico di Masocco sotto per Carlesso, ancora una stoppata, stavolta ancora, anzi con Giuliano Samoggia. Graviano per Trionfo, ancora Trionfo che vuole palla in post, poi Graviano invitato all'azione, prende la linea di fondo, gran scarico per Laguzzi che però non riesce a trovare il layup vincente da sotto. Antelli dall'altra parte arresta la corsa, chiama poi lo schema a testa, vuole ragionare nell'attacco di San Vendemiano, il pallone è fuori per Buscaino, finta per un attimo la partenza in palleggio contro Laguzzi nel derby argentino, poi fuori si va da Antelli, mano sinistra per Antelli, prova ad accelerare, buona qui la difesa del Sustentu, concesso il tiro da 3 punti a Buscaino che continua a spadellare dalla lunga distanza, non ha ancora trovato la via del canestro. Damian Buscaino, giocatore di categoria, molto molto temibile comunque, nonostante non abbia trovato grandi percentuali in questo inizio di partita. Dall'altra parte c'è Graviano, attende l'uscita di Samoggia, dentro per Laguzzi, prova a cercare uno spazio, Laguzzi lo trova ma poi sbaglia il tiro, Graviano tiene vivo, vuole palla Trionfo e cerca di lavorare contro Rossetto, va dentro forte Trionfo, buono il pallone per Laguzzi che si appoggia stavolta al vetro, ancora un errore per Laguzzi che sta cercando disperatamente di trovare fiducia al tiro. 2 e 22 secondi per chiudere il primo tempo al Palamellano, buona palla dentro per Masocco, lavora bene qui l'attacco di San Vendemiano, sempre con esecuzioni pulite, interessanti, puntuali in zona offensiva la squadra allenata da coach Volpato. Dall'altra parte Skoda Volpe per Trionfo, poi Samoggia che riceve in punta, si va dall'altra parte da Graviano, palla in mezzo alle gambe contro Antelli, vediamo se lo attacca, gran virata di Graviano, lo scarico poi per Laguzzi, era interessante, arriva però fuori misura il pallone del playmaker cresciuto nel settore giovanile della scuola basket Cagliari. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Marco Sassero. Piccola pausa per noi. Rientriamo in diretta dal Palamellano, esaurito il time out chiamato da coach Marco Sastro sul +5 Sustentu 25-20 a 1 minuto e 56 secondi dal termine del secondo quarto di gioco. Skoda Volpe, Samoggia, Trionfo, Graviano e Varrone, questo è il quintetto del Sustentu. È tornato allora in panchina Laguzzi, generoso anche se impreciso al tiro nel corso di questo primo tempo. Dall'altra parte Antelli, pin dal post, Muner, Carlesso e Rossetto, mezzo alle gambe Antelli, il pallone poi fuori per Muner, pin dal post, lavora dal palleggio,
sul gioco a 2 con Carlesso, può prendere questo tiro dall'angolo, lo può segnare Carlesso, stavolta però sbaglia, allora il rimbalzo per il Sustentu che ora lavora in zona d'attacco con Scodavolpe, il blocco di Varrone, poi le mani ovunque della difesa di San Vendemiano, per poco non propiziano un recupero. L'ultimo tocco è però della formazione in maglia bianconera, allora rimessa in attacco per il Sustentu con Scodavolpe che ora andrà a rimettere in gioco. Vuole palla Samoggia nell'accoppiamento con Muner, consegnato per Graviano, lavora sul blocco di Varrone, Graviano va dentro, Carlesso si allaccia un po' alle sue spalle, il fallo è piuttosto evidente, arriva puntuale la segnalazione arbitrale, fallo che permetterà al Sustentu di rimettere ancora in zona offensiva, stavolta dal fondo a 1 minuto e 23 secondi dal termine del secondo quarto. Sulla situazione, punteggio che vede ancora i Pirati avanti sul +5, 25-20, rimesso dal fondo di cui si incarica Dario Scodavolpe, l'ex giocatore della Virtus Valmontone, va a servire Samoggia e poi si va dalle parti di Graviano, ancora Scodavolpe che cerca di prendere il centro dell'area, gran scarico per Varrone che va su forte, deciso, con 2 mani, +7 Sustentu. Ma che assist anche da parte di Scodavolpe in questa circostanza, c'è bisogno di una difesa forte ora per i Pirati. Carlesso fa circolare per Muner che prova a prendere il controtempo, Scodavolpe ci riesce leggermente in ritardo il giocatore nativo di Latina e allora secondo fallo anche per lui, deve amministrarsi il Sustentu, diversi giocatori con 2 falli nel corso di questi primi 19 minuti di gioco al Palamellano. Muner in lunetta, il primo libero a segno per Andrea Muner, alla centro del 1990, alto 2 metri, sta realizzando 6,4 di media, 64% ai liberi, terzo anno al San Vendemiano, intanto 1 su 2 dalla lunetta per lui, mentre torna in campo Masocco. Dicevamo Muner che aveva già assaporato la Serie B nel 2010-2011 con la canotta di Pordenone, nel 13-14 con quella della PN Basket, viene da una famiglia di cestisti. Alla memoria del padre Agostino intitolato un importante torneo giovanile che si svolge ogni anno proprio a Pordenone. Qui una manata in faccia abbastanza censurabile di Pindalpos su Scodavolpe, arriva il fischio arbitrale con Pindalpos che non ha fatto apposta, ovviamente va a chiedere subito scusa a Scodavolpe. Accanto proprio potrà andare invece in lunetta con 2 liberi, sempre +5 Sustentu, 27-22, 54 secondi 6 decimi al termine del secondo quarto. Scodavolpe che sta realizzando nel corso di questa stagione 12,6 punti di media, tiri liberi con l'85%. Figlio d'arte, lo ricordiamo, suo padre Alberto ha vinto una Coppa Corac con Rieti, siglando tra l'altro dei canestri decisivi nella finale col Zibona Zagabria. 2 su 2 per Scodavolpe, +7 ristabilito Sustentu. Allora prosegue questo elastico tra +7 e +5 in favore dei Pirati. Siamo entrati ormai abbondantemente nell'ultimo minuto nel secondo quarto. Masocco dal palleggio, fuori per Antelli, il blocco di Carlesso, Antelli per Muner, invitato al tiro da 3, un po' in ritardo qui Villani, poi sporcato il pallone, Villani si getta sul pallone che è preda poi di Antelli, ma da applausi ancora Villani che cerca e riesce a recuperare il pallone. Sono le giocate di Fabio Villani queste, riesce tuffandosi 3 volte ad andare a prendere il pallone, esemplare dal punto di vista dell'approccio, dell'agonismo. Fabio Villani, specialista difensivo, se ce n'è uno nelle fila del Sustentu, e queste giocate sono il suo marchio di fabbrica, non da quest'anno, non da questa partita, ma da sempre. Trionfo pronto a eseguire la rimessa, il blocco di Samoggia che poi riceve il pallone da 3 subito. Samoggia senza pensarci 2 volte, errore, tap out fondamentale a rimbalzo. Ancora applausi a scena aperta per Varrone e poi Scodavolpe che chiama lo schema 1 nell'attacco del Sustentu. 22 secondi, 5 invece per il tiro del Sustentu, accenna al taglio backdoor Villani, poi trionfo da 3, il tiro di trionfo però non trova nemmeno il ferro. Allora 14 secondi e mezzo per l'ultimo attacco del secondo quarto per la Racker San Vendemiano. Il pallone di Muner per Antelli, però vuole lavorare ovviamente col cronometro, si lavora magari per un tiro di Carlesso, il consegnato di Muner per Antelli, lo prende in consegna Villani, si va fuori per Masocco che prova a prendere il tiro, errore e non di poco per Masocco. Allora termina il primo tempo al Palamellano di Sesto, la situazione
di punteggio vede avanti la formazione di casa sul 29-22. Andiamo a dare un'occhiata alle statistiche prima di chiudere nelle fila del Sustentus. 7 punti per Samoggia, 6 per Varrone, molto positivo in questo primo tempo. Dall'altra parte sono 7 per Carlesso e 5 invece per Muner. È tutto per questo collegamento relativo al primo tempo. Ora una piccola pausa, poi torniamo in diretta ancora dal Palamellano per il secondo tempo di Sustentus Estu Racher San Vendemiano. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Palamellano di Sesto. Si riparte dal +7 in favore della formazione di casa, 29-22. Scodavolpe trionfo, Villani, Samoggia, Varrone, questo è il quintetto del Sustentu. Dall'altra parte ci sono invece Antelli, Pindalpos, Muner, Rossetto e Carlesso. Il primo possesso di questo secondo tempo verrà gestito dal Sustentu, che va a eseguire la rimessa con Villani. Subito Pindalpos che va a prendere in consegna Scodavolpe sulla rimessa, il pallone però ricevuto facilmente dal giocatore in canotta numero 1 del Sustentu. Poi trionfo, serve Varrone, sbracciato un po' in precedenza con Carlesso, poi la palla dentro per Samoggia che dà l'impressione per un istante di salir su a due mani per la schiacciata. Appoggia comunque i 2 punti che valgono il +9 al Sustentu sul 31-22. Carlesso fuori per Rossetto, arresto e tiro sull'uscita tempestiva di Varrone, rimbalzo conquistato poi da Villani, il pallone un po' pigro per Scodavolpe, letto facilmente da Pindalpos che prende il centro dell'area, alza la parabola, potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi Francesco Pindalpos, giocatore in maglia numero 14, uno dei più esperti della Racher, classe 1985, 7,7 punti di media con 2 rimbalzi e 2 assist, tira i liberi con l'83% in questa stagione, una bandiera della squadra con cui milita dalla stagione 2009-2010 e con cui ha disputato tra l'altro nel 2011 la finale per la B2, persa come detto in precedenza contro Spilimbergo, e ha ritrovato nel corso di questa stagione quella Serie B che aveva già assaggiato con la canotta di Marostica. Il 2-2 dalla lunetta ora per Francesco Pindalpos, non trema la sua mano Scodavolpe sulla difesa ancora fisica di Pindalpos, poi trionfo, non ci pensa 2 volte, da 3 Romeo, trionfo, canestro importante, fuori ritmo, trionfo, firma il +10 Sustentu. Per la prima volta in questo match arriva un vantaggio in doppia cifra, 34-24. Bene lo scivolamento di Scodavolpe qui su Pindalpos, poi dall'altra parte Antelli, arresto e tiro sul secondo ferro, Carlesso si avventa sul rimbalzo, lo fa suo e va poi a subire il fallo di Varrone, fallo che permetterà a San Vendemiano di rimanere in zona d'attacco con una rimessa dal fondo che verrà eseguita ancora dal playmaker in maglia numero 10, si tratta di Michele Antelli. 8 minuti e 48 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Pindalpos riceve palla sulla rimessa, sempre accoppiato con Scodavolpe, poi fuori per Antelli, consegnato di Muner, ancora per Antelli che lavora dal palleggio, accetta per un attimo il cambio Varrone, anzi mantiene il cambio Varrone, Carlesso che va fuori per Antelli, extra pass in ritmo da 3, Muner, errore, fischio arbitrale, lontano dalla palla, scade il cronometro dei 24, coach Volpato chiedeva una maggior rapidità ai suoi nell'esecuzione offensiva. Rimessa per Villani che ha già servito Scodavolpe, attacca il Sustentu per cercare di rendere ancora più profonda questa frattura che si è creata nel punteggio, ricordiamo +10, 34-24, Villani con qualche difficoltà sulla pressione furiosa da parte di Antelli e poi Carlesso che va a commettere fallo, e questa la segnalazione arbitrale, fallo di Andrea Carlesso. E diamo un'occhiata al tavolo degli ufficiali di campo perché è il terzo della partita di Andrea scusate, Carlesso. Allora tegola per coach Volpato che vede molto presto nella partita uno dei suoi lunghi migliori avere problemi di falli, qui gran penetrazione con la mano sinistra per Scodavolpe,
altri 2 punti, più 12 su Stentu, 36-24. Ora il punteggio e poi fallo in attacco ancora su Skoda-Volpe. Il colpevole in questa circostanza sembrava essere Pindalpos. Questo accoppiamento continuo tra Skoda-Volpe e Pindalpos, due usano anche tanto il fisico da una parte e dall'altra. Ha subito un colpo al volto Pindalpos e la mimica del corpo Skoda-Volpe con un po' accusatori all'indirizzo di Pindalpos. Va in panchina ora Dario Skoda-Volpe, sostituito da Mauro Graviano, ancora piuttosto dolorante al naso. Ora rimessa dal lato, una partita questa decisiva, meglio molto importante in chiave salvezza, che si andrà a decidere, immaginiamo anche con una pallacanestro non spettacolare, abbastanza sporca tra virgolette nel corso, soprattutto del secondo tempo. Ancora trionfo da 3, strappo su Stentu, 2 triple in fila per Romeo Trionfo, che trascina la formazione di casa sul 39-24 più 15, massimo vantaggio nella partita per la formazione di casa, che ha trovato ritmo in zona offensiva nel corso di questo secondo tempo, soprattutto grazie alle triple di Romeo Trionfo, che non è uno specialista propriamente detto nelle conclusioni dalla lunga distanza, ma che sa mandare a segno quel genere di conclusione. Lo sta facendo sempre con maggior continuità nel corso di questa seconda fase del campionato. Trionfo a 11,9 di media in 31 minuti con 3,4 rimbalzi, tira col 30% da 3, ma un dato statistico, come detto, questo piuttosto in crescita nel corso di questa seconda fase della stagione. È il miglior tiratore di liberi di squadra Romeo Trionfo, ed è il terzo in tutto il girone per percentuale ai liberi con il 91,1%. Tra qualche istante intanto riprenderà il gioco qui al Palamellano, come detto più 15 su Stentu, 39-24. San Vendemiano piuttosto sterile in zona d'attacco, nonostante continui a difendere molto forte, sta accusando questo strappo che si è creato, questa frattura che si è creato soprattutto in apertura di terzo quarto, dopo che il primo tempo meglio si era concluso con il sustento in vantaggio di sole 7 lunghezze sul 29-22. Pindalpos in uscita dai blocchi, Skoda-Volpe nel frattempo è tornato in campo, è riuscito Mauro Graviano. Ora Rossetto, il tiro in faccia a Samoggia, a segno da 3 punti. Rossetto che risponde al fuoco nemico mandando a segno questa bomba. 27-39, accorcia sul meno 12 ora San Vendemiano. Skoda-Volpe lavora dal palleggio, chiama Varrone, poi il pallone che circola per Villani. Ora il blocco per favorire la ricezione di Samoggia in avvicinamento contro Muner che usa troppo le braccia a detta degli arbitri. Allora fallo per il giocatore in canotta numero 15 della Racker San Vendemiano, ed è il terzo personale, anzi il secondo per lui. Con 3 falli c'è invece Andrea Carlesso, lo ricordiamo. Rimessa dal fondo per il Sustentu con Villani che si andrà a incaricare allora della ripresa del gioco. Samoggia riceve il pallone, va subito forte dentro Giuliano Samoggia, altri 2 punti per lui, con grande aggressività ad attaccare il ferro. L'ex giocatore tra le altre della Fortitudo Bologna, ex idolo della Fossa dei Leoni della Fortitudo Bologna. Carlesso dall'altra parte per Antelli, poi rolla dentro Carlesso, gran scarico di Antelli proprio per il suo pivot, e la stoppata ancora di Varrone che lo cancella letteralmente. Che partita finora di Davide Varrone. Ora Skoda-Volpe dall'altra parte, gli soffia per un attimo il pallone Antelli, solo cuoio secondo gli arbitri. Skoda-Volpe che riesce poi in un secondo momento a tornare sul pallone. È pronto il blocco di Samoggia, mano sinistra per Skoda-Volpe, linea di fondo presa da Villani, da 3 Skoda-Volpe, primo ferro, Samoggia ci arriva prima di tutti a rimbalzo, tiene vivo, ribaltamento, una fucilata per Trionfo, e poi Varrone a bloccare, mano destra ora per Varrone, ancora una tripla, stavolta però il suo tiro un po' affrettato si infrange sul ferro. Antelli per Carlesso, ancora Varrone con grande presenza difensiva, finisce poi con l'usare un po' troppo le braccia. È giusto il fallo segnalato dagli arbitri in un primo istante, però Varrone stava quasi per strappare il pallone dalle mani di Carlesso. Ancora grande aggressività, davvero partita maiuscola finora per Varrone. Tanto è pronto un doppio cambio per il Sustentu, mentre per San Vendemiano è già uscito Carlesso ed è entrato sul parquet Buscaino. Dicevamo doppio cambio
esce proprio Varrone, torna Laguzzi, generoso anche se poi impreciso al tiro nel corso del primo tempo, ed entra in campo anche Graviano al posto di Scodavolpe. Tutto pronto per la rimessa in gioco, già eseguita. Buscaino fuori per Antelli, marcato molto a distanza da Villani che gli concede lo spazio per il tiro, giustamente ha paura della penetrazione di Antelli, non tanto del tiro da fuori. Villani, poi Graviano qui, gran scarico sotto per Trionfo, soprattutto nelle intenzioni. L'esecuzione in realtà forse non era un granché, il pallone che è carambolato sulle caviglie di Trionfo. Proteste di San Vendemiano, il pallone viene però assegnato al Sustentu. 6 minuti 1 secondo per chiudere il terzo quarto, 41-27 il Sustentu che difende questo margine di vantaggio guadagnato mentre proseguono le proteste da parte di coach Volpato. E ora arriva il cambio di decisione, applaudito anche dalla panchina di San Vendemiano. Probabilmente Graviano è andato a dire agli arbitri di essere stato l'ultimo a toccare il pallone, o forse Trionfo. Fatto sta che la decisione viene cambiata, allora si riprende con questa ricezione di Buscaino, con l'anticipo ancora di Laguzzi. Importante, sempre presente Guillermo Laguzzi nel derby argentino con Damian Buscaino, che è andato per un attimo a un passo dal recupero di palla. Ora Antelli proprio per Buscaino, consegnato ancora per Antelli a lavorare contro Graviano, mano sinistra, poi il blocco, forse il movimento di Buscaino che ora avrebbe una ricezione favorevole vicino a canestro contro Graviano, non viene servito. Allora il Sustentu recupera palla, dall'altra parte Trionfo con la sua mano preferita, quella mancina, lavora contro Rossetto, il pallone però non è un granché all'indirizzo di Graviano. Allora Antelli recupera palla, va a tirare, viene stoppato da Graviano che ora arringa il pubblico del Palamellano. Ancora cacciato il pallone in faccia ad Antelli che era andato su forse un po' troppo morbido. Il pallone che viene assegnato ovviamente a San Vendemiano per la rimessa dal fondo, anzi Antelli è stato anche sfortunato perché è stato l'ultimo a toccare, si è portato il pallone oltre la linea di fondo. Allora la rimessa è per il Sustentu con Graviano che è stato protagonista nell'ultima circostanza di una gran giocata difensiva. Ora Samoggia in punta sulla pressione di Muner, la partenza in palleggio di Samoggia, arresto e tiro alzando la parabola. Sfortunato qui Samoggia, ma è una piovra praticamente là sotto, riesce a far suo anche questo pallone che viene assegnato ora al Sustentu. 5 minuti 10 secondi al termine del terzo quarto, ancora manovre attorno alla panchina del Sustentu, vedremo se a breve ci saranno degli altri cambi. Rimessa dal fondo per Villani mentre si alza Masocco dalle parti di San Vendemiano. Samoggia con l'anticipo ancora rapidissimo di Antelli che stavolta si guarda bene alle spalle, va su tranquillamente perché Graviano è molto indietro. 2 facili per Michele Antelli, 41-29 e questo è il vantaggio del Sustentu sul più 12, schema pollice ora chiamato da Graviano. Palla in punta per Laguzzi, ancora attivo sulla linea di passaggio Antelli, un fulmine, uno dei giocatori più rapidi visti all'opera nel corso di questo campionato al Palamellano. Tripla frontale sbagliata nel frattempo da Trionfo. Buscaino si fa vedere, non riceve invece Pindalpos, accoppiato con Villani, mano destra per Pindalpos, non trova spazio per la penetrazione, blocco di Buscaino che poi prova a prendere posizione contro Laguzzi. Ancora Rossetto qui in punta, a un passo dalla persa contro la pressione di Trionfo, gran difesa di Trionfo e trova questo canestro Rossetto. Con un po' di fortuna, premiata la sua caparbietà, Trionfo più di così non poteva fare, aveva fatto davvero il massimo in quella situazione. Ora 2 punti che permettono a San Vendemiano di riaffacciarsi sul meno 10, 41-31. Graviano sul blocco di Samoggia, il pallone ancora in possesso del numero 21 che provvede alla finta di consegnato per Villani. Trionfo fa saltare Rossetto, arresto e tiro, sfortunato ancora Trionfo, tepauta a rimbalzo con il pallone che però è preda di Rossetto. Dall'altra parte è già pronto Pindalpos a dirigere le operazioni in zona d'attacco. Buscaino ancora con le mani addosso un po' da tutte le parti, poi non si intendono qui Antelli e Muner. Palla persa banale da San Vendemiano, doppio cambio da una parte e dall'altra, entrano Scodavolpe e Elia per il Sustentu, escono Villani e Trionfo. Dall'altra parte c'è campo per Varaschin per la prima volta in questa partita e Masocco. Sono usciti invece Pindalpos e Muner. Varaschin che fece soffrire tanto il Sustentu nel corso della partita d'andata, realizzò 11 punti nella vittoria per 85-77 della Racker.
Per il sustento invece non bastarono i 23 di Pilo, i 22 di Laguzzi e i 17 di Graviano. Qui seguiamo l'azione di Dario Scodavolpe sulla pressione ancora molto forte da parte di Masocco. È forte ed eccessiva secondo gli arbitri anche la pressione di Damian Buscaino su Laguzzi. Fallo, secondo personale, ancora appassionante il derby argentino tra Laguzzi e Buscaino, mentre sentite in sottofondo parte anche il coro del pubblico di casa che prova a trascinare la squadra al successo. Scodavolpe contro Masocco, va da Samoggia in avvicinamento contro Varaschin, gira sul perno Samoggia, la strada verso il canestro è ostruita, ma è arrivato ancora il fallo di Buscaino ed è il terzo personale della sua partita. Buscaino che ora protesta all'indirizzo degli arbitri. Subito problemi di falli per Damian Buscaino, esperto giocatore che però finisce col pagare dazio contro il talento offensivo di Giuliano Samoggia. Samoggia con 11 punti nella sua partita. Ora primo libero con qualche brivido, va dentro. Allora 12 con 4 su 5 da 2, 1 su 2 da 3 e 9 rimbalzi nella partita di Giuliano Samoggia. Doppia di media, praticamente costante dal suo arrivo al sustento. 2 su 2 dalla lunetta, 43-31, più 12 Buscaino per Masocco e poi Rossetto. Laguzzi cerca palla, si sbilancia, ora Varaschin, l'arresto e poi il passo di incrocio che però non trova fortuna. Altro recupero da parte del sustento che ora cerca di accelerare ancora. Elia guarda dalle parti di Samoggia, vorrebbe il blocco del giocatore in maglia numero 21. Graviano lungo la linea di fondo, rapinato del pallone da parte di Antelli, l'ultimo a toccare però il giocatore in maglia numero 10 della Racker. Allora rimessa in attacco per i Pirati, sopra, lo ripetiamo, di 12 sul 43-31, rimessa dal fondo di cui si incarica Elia. Vuole palla vicino a canestro Graviano che però sbaglia dopo il giro sul perno, dove è stato un canestro molto ben costruito qui dal sustento. Subito dopo la rimessa Antelli, scarico per Varaschin che fa saltare Elia, va su forte. 2 liberi meritatamente guadagnati da Lorenzo Varaschin, dunque potrà andare a cercare di regalare San Vendemiano ancora il meno 10. Varaschin in lunetta, uno dei giovani di San Vendemiano, ala del 1998, 1,96 m, 4 punti in 12 minuti e mezzo di impiego, tiri liberi col 60% e come detto un exploit nella gara d'andata in cui fece soffrire non poco il sustento con il suo dinamismo sotto le planche. 11 punti a referto in quella circostanza per lui. Varaschin a segno col primo, sbaglia invece il secondo, vola a rimbalzo Samoggia, schema 3 ora nell'attacco del sustento. Elia dal palleggio, ora zona per Volpato, fronte pari, Scodavolpe con Varaschin ancora attivo sulla linea di passaggio. Laguzzi non può ricevere, cambio per San Vendemiano, esce Antelli ed entra Fazioli, staffetta tra lunghi nelle fila della Racker, a prendere posto in panchina Michele Antelli. Rimessa dal lato già eseguita, Elia, il pallone per Scodavolpe, 3 secondi per il tiro del sustento, si deve inventare qualcosa Scodavolpe, tripla mancina sul secondo ferro, Varaschin recupera il rimbalzo, poi Fazioli prova a far correre San Vendemiano. Varaschin ancora per Rossetto che si guadagna un buon vantaggio sul primo passo contro Scodavolpe, subisce il fallo a 1 minuto e 50 secondi dal termine del terzo quarto. Le indicazioni di coach Volpato, mentre ci saranno liberi perché il bonus è già stato speso ovviamente dal sustento, dunque liberi, volta per Rossetto, giocatore in canotta numero 8, ala del 1994, 2 metri di altezza per lui, realizza il primo libero. Nel frattempo 8,7 punti, 2,5 rimbalzi, tiri liberi con l'83%, 14, anzi 18 presenze nel 13-14 con il Treviso Basket 2012. In Serie B ancora in lunetta Rossetto, ancora a segno, 43-34, si riaffaccia dunque in singola cifra di svantaggio la Racker sul 43-34, 1 minuto e 40, raddoppiato qui Graviano
riesce ad arrivare comunque in zona offensiva senza troppi problemi. Samoggia, 10 secondi per il tiro del Sustentu. Samoggia, arresto e tiro fronte a canestro, morbidissimo, solo cotone per Giuliano Samoggia, più 11, 45-34. Ora la partenza in palleggio di Masocco che va dalle parti di Rossetto e poi Buscaino da 3, primo ferro, ancora un rimbalzo di Samoggia, 12esimo, anzi l'11esimo della sua partita, sta giganteggiando, scusate, Giuliano Samoggia a questo punto della partita, più 11, Sustentu e poi Elia da 3 punti, solamente tabellone, voleva forse un contatto sul braccio al momento del tiro Nicola Elia. Ora dal palleggio c'è Fazioli, vuole palla vicino al canestro, Varaschin, pallone stoppato da Samoggia, Varaschin che si avvicinava a canestro contro Elia, ha un vantaggio di centimetri Varaschin che ora esce in campo, torna Andrea Muner, 51 secondi, 8 decimi allo scadere del terzo quarto, vantaggio Sustentu sempre in doppia cifra, 45-34. Rimessa per Masocco, pallone poi per Fazioli, consegnato di Muner, ancora per il suo playmaker. Muner guarda per un attimo al canestro, preferisce poi la partenza in palleggio contro Samoggia, pallone fuori per Rossetto sul blocco di Muner, prende la linea di fondo in ritmo, poi Masocco che alza la parabola, trova un altro canestro in precario equilibrio, per usare un eufemismo. Allarga le braccia in panchina coach Sassaro, meno 9 San Vendemiano, 36-45, Skoda Volpe. Il pallone per Samoggia, da 3 Samoggia, sfortunato qui, il pallone fa dentro e fuori, il masso conquistato da Rossetto e poi Fazioli che chiama lo schema 1, lavora sul pallone qui Fazioli, poi arriva il recupero, Masocco si becca un fallo tecnico perché va a alzare eccessivamente i toni contro la coppia arbitrale, fallo tecnico per Masocco sulla palla persa in precedenza, sosteneva di aver subito fallo e allora libero più possesso per il Sustentu, con questa ingenuità da parte di Masocco. Skoda Volpe pronto in lunetta, abbiamo già parlato in precedenza delle sue percentuali ai liberi, 85% per lui. Questa partita Skoda Volpe ha realizzato 6 punti, intanto sbaglia ancora, inusuale per Dario Skoda Volpe, 6 punti, 2 su 3 da 2, 0 su 2 da 3 e 2 su 3 i liberi per Skoda Volpe. Elia a eseguire la rimessa, ha trovato Laguzzi, poi ancora Elia, cambio di mano contro Rossetto, da 3 errore per Elia, anche qui chiedeva un tocco sul gomito, molto più composto rispetto a Masocco per le proteste. Per questo motivo non viene sanzionato con un tecnico rispetto a quanto avvenuto col collega in precedenza. Intanto termina anche il terzo quarto a Palamellano, davanti c'è il Sustentu sulla Racker San Vendemiano con il punteggio di 45-36. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Palamellano, ultimi 10 minuti di questa sfida chiave in zona salvezza tra Sustentu Sesto e Racker San Vendemiano. I pirati sono avanti sul 45-36, qui il recupero di palla da parte di Skoda Volpe che si proietta poi in contropiede, palla sotto per Samoggia in allontanamento a segno, partita maestosa di Giuliano Samoggia, 17 punti, 11 rimbalzi, si sta ancora prendendo la scena Giuliano Samoggia, uscita dai blocchi di Masocco, fuori per Muner da 3 punti, scheggia il primo ferro, finisce per terra Graviano sulla giocata di Buscaino, forse un po' ai limiti del regolamento, protesta il pubblico del Palamellano. Ora Elia per Samoggia, vediamo se si inventa qualcosa in 1 contro 1, ancora Samoggia, spalla a canestro, raddoppiato il suo ribaltamento di lato, viene letto però molto bene da Fazioli che viene derubato del pallone da Graviano che poi si tuffa sul pallone, va a subire fallo
Mauro Graviano, il fallo commesso da Masocco, e applausi a scena aperta anche per l'applicazione difensiva da parte di Mauro Graviano, anima di questa squadra, così come Villani, cui vi abbiamo parlato in precedenza. Ora c'è un capannello attorno a uno dei direttori di gara, si è acceso un po' di animosità in precedenza dopo un contatto proprio tra Graviano e Buscaino, mentre Fazioli va a trattenere in maniera plateale, direi, Graviano al momento della ricezione. Non può fare altro il direttore di gara che andare a segnalare il fallo commesso ancora da Fazioli. Altra rimessa dal fondo e ancora pressione a tutto campo per San Vendemiano, che sta cercando disperatamente di ridurre il margine di vantaggio. Ancora fallo di Fazioli, qui esagera ancora nella pressione su Graviano, era andato a bloccare Samoggia. Dovrebbe essere stata questa la chiamata arbitrale, e così infatti esce Fazioli e torna sul parquet Antelli. Protesta coach Volpato, che non ha gradito fino a questo momento la direzione di gara da parte dei signori Puccini di Genova e Ugolini di Forlì. Gioco che prosegue, Graviano per Scodavolpe, il pallone sotto ancora per Samoggia contro Muner, raddoppio poi portato anche da Buscaino, va su forte Guillermo Laguzzi, 2 punti, ha tirato attorno a sé il raddoppio. Samoggia è stato poi lucido nel servire lo scarico a Laguzzi, 2 facili da sotto per Laguzzi. Buscaino con spazio per il tiro, va dentro, lo scarico per Muner, Graviano per poco non recupera anche questo, più 13 su Stento. Intanto sul 49-36, 8 minuti e 24 secondi al termine di questo match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie B maschile di basket, partita che Directa Sport vi sta offrendo in diretta sulla propria pagina Facebook, Directa Sport Live TV, un pomeriggio il nostro che si è aperto dalle 15:45. Vi abbiamo raccontato sempre in diretta sulla nostra pagina la promozione in A2 del Città di Sesto di futsal maschile, vittorioso per 4-1 contro la Ribo Fossano, giornata che potrebbe diventare quasi trionfale in chiave sportiva per la Città di Sesto. Ora Graviano nel tifo assordante del Palamellano, Samoggia va a cercare Elia, poi l'uscita dei blocchi di Scodavolpe che si getta dentro, riceve nuovamente il pallone Scodavolpe, Laguzzi si deve inventare qualcosa contro Buscaino, il tiro molto difficile cadendo all'indietro, errore, rimbalzo di Muner che poi serve l'apertura di Antelli. Antelli è già dall'altra porta con la sua consueta rapidità. Buscaino contro Samoggia che gli concede lo spazio per il primo palleggio, errore di Buscaino che davvero non riesce a trovare il ritmo in questa partita. Buscaino è ancora a secco di punti in 18 minuti e mezzo di impiego, 0 su 4 da 2, 0 su 1 da 3 per Damian Buscaino, arrivato da Caorle a stagione in corso per rinforzare il pacchetto lunghi della Racker San Vendemiano. Qui un contatto sul tentativo di tiro di Scodavolpe non falloso secondo gli arbitri, si prosegue con Samoggia che ha garantito un altro extra possesso al Sustentu. Elia per Graviano, mezzo alle gambe, mano sinistra, Graviano va dentro, tira in allontanamento, qui Laguzzi cerca nel miracolo di deviare il pallone, poi scivola Rossetto che finisce col perdere il pallone, anche se viene chiamata la palla contesa. È la freccia che indica la direzione del Sustento, anzi c'è stato il fallo su Rossetto, in precedenza è stata questa la segnalazione arbitrale. E allora terzo fallo della partita anche di Laguzzi che ora va a uscire dal campo. Allora andiamo a mettere ordine perché il fallo a questo punto era stato commesso in precedenza da un giocatore della Racker, visto che il possesso viene assegnato al Sustentu. Avevamo letto male la segnalazione arbitrale rimessa dal lato che verrà eseguita da Nicola Elia quando mancano 6 minuti e 57 secondi al termine del match. Il Sustentu è avanti sul più 13, 49-36 contro la Racker San Vendemiano.
necessario asciugare il parquet in seguito alla scivolata di Rossetto. E ora si riparte. Elia, possesso del pallone, ancora zona per San Vendemiano, in angolo Trionfo, fa saltare Muner, va dentro, trova il pallone Masocco, ma trova anche il braccio di Trionfo. Ora mandato in lunetta per 2 liberi, Meo Trionfo, quarto fallo personale di Masocco, time out in campo. E allora Trionfo che potrà andare in lunetta con 2 liberi, quasi 12 di media nella stagione di Romeo Trionfo, giocatore con grande esperienza, che lui classe 85, scorso anno ha giocato per la promozione in A2 con Montegranaro, tiri liberi col 91%. Romeo Trionfo che potrebbe permettere al Sustentu ora questo viaggio in lunetta di guadagnare nuovamente le 15 lunghezze di vantaggio quando siamo giunti a 6 minuti e 50 secondi al termine del match. Partita salvezza questa, che come abbiamo detto più di una ripresa non è stata spettacolare, ma è stata, sono tutte le partite di questo genere brutte per alcuni tratti dal punto di vista della spettacolarità del gioco, ma intense, agonisticamente forti. Le difese che l'hanno fatta da padrone per larghi tratti, soprattutto a inizio partita. Tanto tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Romeo Trionfo, l'ala di Mesagne pronta in lunetta. Il primo è dentro, più 14 Accademia, 50-36. Ancora Trionfo, 2 su 2 è importante, allora più 15 che diventa realtà per il Sustentu. Antelli dal palleggio, prova a farsi vedere Muner, la virata di Antelli, poi Carlesso che fa circolare, poi palla dentro per Muner, stoppato, si lotta ancora là sotto, stavolta Trionfo è stato protagonista sotto le planche, ha negato 2 facili a Muner, si era alzato per il layup. Elia a congelare questo possesso contro Muner, vediamo se lo attacca, vuole l'isolamento Elia, va poi da Trionfo, la partenza in palleggio buona contro Masocco, lo scarico per Samoggia, extra pass per Graviano che doveva prendere il tiro probabilmente in precedenza, nonostante non sia propriamente uno specialista dall'arco. Poi il gioco che prosegue con Antelli che va in fuga dall'altra parte, attende l'arrivo di Muner che non ci pensa 2 volte, manda per aria il tiro, lo sbaglia Trionfo, poi non riesce a controllare il pallone che preda nuovamente di Capitan Pindalpos. Carlesso lavora in avvicinamento contro Samoggia, palla fuori per Antelli, il blocco di Carlesso, mano destra per Antelli, arresto e tiro, alzando la parabola a segno Antelli, anche con un po' di fortuna mantiene in vita la Racker, 51-38 il punteggio, bassissimo, lo ricordiamo, ma abbiamo analizzato più di una volta quelli che sono stati i temi di questa partita. Qui Trionfo malamente spreca un prezioso possesso in zona d'attacco, Pindalpos sbaglia a sua volta e allora stavolta Scodavolpe giustamente e saggiamente ci vuole mettere un po' di calma. Ora la coppia arbitrale che interrompe il gioco per permettere che il parquet venga asciugato, ed è arrivato anche un cambio nelle fila di San Vendemiano con Masocco che è uscito, ne è entrato Michelin con la canotta numero 0. Allora riepiloghiamo i quintetti, oltre al già citato Michelin ci sono Pindalpos, Antelli, Muner e Carlesso per San Vendemiano, che ha richiamato in panchina anche Buscaino, non un granché la sua prestazione quest'oggi. Per il Sustentu invece Elia, Graviano, Scodavolpe, Samoggia e Trionfo. Pallone proprio per Graviano contro Antelli, palleggio aperto con la mano destra per Graviano, sale e riceve Dario Scodavolpe, ancora Scodavolpe che cerca la ricezione di Samoggia contro Carlesso, dietro schiena per Samoggia che è molto più rapido di Carlesso con i piedi.
qui lo induce a commettere un altro fallo personale, se non ricordiamo male dovrebbe essere il quarto questo di Andrea Carlesso, ed è così, quarto fallo personale di Andrea Carlesso a 5 minuti dal termine del match. Bonus speso con largo anticipo da parte di San Vendemiano, allora ci sono già liberi per Samoggia. Primo è sbagliato però da parte di Samoggia, tiri liberi col 79% in stagione, sta viaggiando a 20 punti di media nelle 7 apparizioni finora con la canotta dei Pirati. 1 su 2 dalla lunetta, 52-38. Ora il punteggio. Antelli dal palleggio contro Graviano, prova ad accelerare Antelli, prende la linea di fondo, taglia dentro Michelin, si va a vedere pin dal post, c'è Muner dentro per Carlesso, ricezione profonda contro Samoggia e poi si vanno per un istante a beccare Carlesso e Samoggia. Ci sono un po' di storie tese tra i due, partita questa per giocatori corazzati anche da questo punto di vista, abituati alla battaglia. Fallo di Samoggia, anche lui si deve un po' gestire, ed entra in campo Guillermo Laguzzi con la canotta numero 13. Dovrebbero essere 4 intanto i falli di Samoggia. Va dentro Antelli, forse il contatto sul braccio, recupera comunque dopo l'errore Carlesso e recapita il meno 12 San Vendemiano sul 52-40. Elia ancora ad agire in posizione di playmaker per il sustento in questo quintetto un po' particolare che vede in campo anche Scodavolpe e Graviano. Proprio per Scodavolpe, fallo su Dario Scodavolpe. Ci saranno ovviamente liberi anche per Scodavolpe, ha litigato un po' col canestro in precedenza. Scodavolpe ferma a quota 6 punti realizzati, 2 su 3 da 2, 2 su 3 anche ai liberi. Ora ha l'occasione con la sua mano mancina di realizzare, lo fa con il primo libero, 40-53. Ancora Scodavolpe a segno anche col secondo libero, più 14 Accademia, 54-40. Ora Antelli a servire Michelin, a prenderlo in consegna Scodavolpe, le finte di Michelin, vuole palla Muner, fischio arbitrale, fallo di Scodavolpe su Michelin, e questa la chiamata arbitrale, si accusa del fallo Scodavolpe, quarto personale anche per lui. Rimessa dal lato per San Vendemiano a 4 minuti e 5 secondi dal termine del match. Qualche problema per Scodavolpe, messo in gioco il pallone Antelli, palla per Michelin, è accoppiato con Laguzzi, lo può attaccare Michelin, qui poi scivola Laguzzi a caccia del pallone, si tuffano in 3 sulla sfera, chiamata la palla contesa, e il possesso che viene assegnato dal sustento, che sta interpretando ancora questa partita come una finale, così com'è del resto dalla partita di Costa Volpino in poi qui al Palamellano. Rimessa dal fondo, prima però che venga asciugato il parquet. 3 minuti e 52 al termine, sustento in vantaggio di 14 lunghezze sul 54-40, punta ora a mantenere intatto e a difendere soprattutto questo margine fino alla sirena finale per quella che sarebbe l'8ª vittoria in stagione. 13° posto in classifica per i punti con Vicenza per il sustento, impegnata contemporaneamente sul campo di Costa Volpino. Allora, approfittando anche di questa pausa, proviamo a vedere un po' quelli che sono i risultati dagli altri campi. Ed eccoli qui i risultati dagli altri campi, con Costa Volpino che è in vantaggio al 26° su Vicenza per 49-32. Intanto convocati 2 coach per un conciliabolo. Dicevamo vantaggio dunque di 17 lunghezze per Costa Volpino su Vicenza, partita interessantissima questa in chiave salvezza. E poi anche Milano un po' a sorpresa, vantaggio al 19°, ridosso dunque dell'intervallo lungo su Piacenza
il punteggio di 36-33. Questi sono i risultati dagli altri campi. Continuiamo, o meglio, torniamo a concentrarci su questa con Graviano che trova 2 punti in reverse e realizza il più 16. Dovrebbe essere anche il massimo vantaggio nella partita per il Sustentu. Muner, buono il giro sul perno contro Elia, 2 ancora per Muner. Ora sono 7 nella sua partita. Altra interruzione arbitrale con Antelli che si deve allacciare una scarpa, mentre vedete passare in sovraimpressione gli sponsor grazie alla cui collaborazione vi possiamo offrire questa diretta streaming dal Palamellano di Sesto per la 25esima giornata del campionato di Serie B. È andato a riposare in panchina Samoggia con problemi di falli, ora torna ed esce, applaudito Laguzzi, positivo nonostante tutto il suo ritorno dopo tanto tempo sul parquet. 2 punti, anzi 4 punti, 2 su 4 da 2 con 2 rimbalzi, queste le sue cifre. Ancora zona intanto per San Vendemiano, invitato l'1 contro 1 Samoggia, poi palla per Graviano, 7 secondi per il tiro, Samoggia si alza da 3, Giuliano Samoggia, 21 nella sua partita con 13 rimbalzi, è lui il trascinatore dei Pirati. 59-42 più 17, nuovo massimo vantaggio nella partita, da 3 anche Pindal Post, primo ferro, Antelli vola, controlla però Michelin a rimbalzo e poi Pindal Post a lavorare contro Trionfo, mano destra, va dentro Pindal Post, alza la parabola, sbaglia Samoggia ovunque, 14esimo rimbalzo della sua partita. E poi Graviano che prova a mettere ordine, a portare calma con la collaborazione di Skoda Volpe. Graviano, è pronto il blocco di Samoggia, mano sinistra per Graviano che perde però la maniglia, palla persa da Sustentu. C'è speranza ancora per San Vendemiano che qui butta però il pallone in maniera assolutamente ingenua. 2 minuti e 6 secondi, il Sustentu vede avvicinarsi il traguardo sul più 17, 59-42. È tornato in campo Rossetto intanto per la formazione ospite, è uscito invece Michelin dal palleggio. Elia sulla pressione proprio di Rossetto va a cercare anche il pallone, riceve Trionfo, finora a segno con 10 punti Romeo Trionfo. Poi Skoda Volpe, buona la partenza contro Pindal Post, lasciato sui blocchi di partenza, poi il fischio arbitrale lamentava un fallo. Skoda Volpe, è il fischio arbitrale che è arrivato per sanzionare Antelli in questa circostanza. Intanto interruzione della partita, time out in campo, a chiamarlo è stato coach Fabio Volpato e pausa anche per noi. Ho deciso, compro quel divano là, c'è il market vicino, la scuola per i bambini e tutto perfetto. Sì, guarda, sono proprio convinta. Aspetta un attimo. Buongiorno, è in cerca di soluzioni? Prego. Allora, noi abbiamo 2 belle casette per lui. Una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono 2 soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Rientriamo in diretta dal Palamellano, ci sono liberi per Trionfo a 1 minuto e 48 secondi dal termine. Trionfo che è andato a subire il fallo di Antelli in precedenza e segna il primo libero, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Trionfo 11 nella sua partita, ora diventano 12, non ha segnato da 2 Trionfo, 2 triple e poi 6 liberi per i 12 punti come detto della sua partita. Dall'altra parte Antelli per Rossetto da 3, primo ferro, Muner vola al rimbalzo, palla in angolo per Antelli, tripla comoda, sbagliata anche qui, Rossetto alza la parabola, errore anche per lui, poi Pindal Post, si lotta ancora con Carlesso che conquista il pallone, concede troppo ora al rimbalzo il Sustentu a meno di 1 minuto e mezzo dal termine. Skoda Volpe si dispera, è stato lui a commettere fallo ed è il quinto della sua partita, deve allora uscire Dario Skoda Volpe. Conclude la sua partita con 8 punti, 2 su 3 da 2, 0 su 2 da 3, 4 su 5 ai liberi, 2 assist, anzi 2 rimbalzi totali e 7 assist, dato notevole questo in 29 minuti di impiego, 15 di valutazione.
17 invece di plus minus per Dario Scolavolpe. Antelli, poi la finta e il tiro di Rossetto, secondo ferro al rimbalzo. Villani non riesce ad avere la meglio di Pindal Pos, il Sustentu che però riesce in qualche modo a ottenere il possesso del pallone a 1 minuto e 18 secondi dal termine sul 61-42. Bisogna solamente amministrare ora questo buon bottino di margine favorito dalla serata straordinaria di Samoggia. 21 punti, 14 rimbalzi, lo ripetiamo mentre avete sentito le urla potentissime di Elia all'indirizzo di Trionfo, che era andato fuggir via sulla rimessa, voleva invece più vicino in aiuto il suo compagno di squadra e va proprio lui a ricevere. Trionfo, dunque indicazione corretta. Trionfo che si libera poi del pallone, lo offre a Graviano sulla pressione di Rossetto, va a cercare palla Rossetto alla disperata ora San Vendemiano, dall'angolo Elia, primo ferro, pallone che poi si arrampica sul tabellone del Palamellano e viene assegnato alla Racker per una rimessa dal fondo già eseguita da Munera. Antelli chiama lo schema 1, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Qui l'anticipo di Elia che poi si lancia in campo aperto, Nicola Elia a segno ed è questo il canestro della staffa a segnarlo, è Nicola Elia che va a 5 punti realizzati, 63-42, poi da 3 ancora la Racker che non si vuole arrendere mentre ci sarà campo per Varrone. 45-63 esce Elia e questo è l'applauso del Palamellano per lui. Campo nuovamente per Varrone, ancora pressa tutto campo per San Vendemiano con orgoglio, non si vuole arrendere ma i giochi ormai sono fatti. Trionfo per Graviano, stende ormai solamente la sirena finale. Coach Sassari in panchina sta già tirando un sospiro di sollievo e Sustentu che sarà atteso da altre 2 sfide fondamentali su questo parquet in chiave salvezza. Arriveranno infatti sia Scandiano che Vicenza e Sustentu che cercherà dunque di far suoi anche questi altri 4 punti, ma ricordiamo intanto l'appuntamento di mercoledì. Saremo noi di Directa Sport ancora in diretta dal Palamellano, pronti a raccontarvi la sfida contro la capolista Agribertocchi Orzinuovi, capolista del campionato, sfida pressoché proibitiva per i pirati che ora vedono ancora Samoggia e Carlesso un po' a contatto, mentre Antelli si porta in lunetta. Dicevamo diretta, allora appuntamento dalle 20:15 sui nostri schermi, quelli di Directa Sport. La sfida tra Sustentu Sestu e Agribertocchi Orzinuovi, 26esima giornata del campionato di Serie B. Antelli in lunetta va a realizzare il 5° punto della sua partita, 15 secondi e 8 decimi al termine. Due su 2 per Antelli, allora 6 nella sua partita. Ora Carlesso in pressione su Graviano, lo abbraccia anche per un istante, poi Trionfo che riceve il pallone, lo consegna ancora nelle mani del suo playmaker e allora si attende ormai solamente lo scadere del cronometro. Finisce qui il Sustentu Sestu, fa suo il match in chiave salvezza contro la Racker San Vendemiano e vince con il punteggio finale di 63-47, guadagnando l'8ª vittoria in stagione. Successo che permette al Sustentu di salire a quota 16 in classifica e di chiudere ormai in maniera pressoché definitiva i giochi, meglio le discussioni per quanto riguarda l'ultimo posto, che è occupato attualmente dalla Argo Miseo con 10 punti. L'ultimo posto è l'unico, lo ricordiamo, che vale la retrocessione diretta nel campionato di Serie C. Allora andiamo a dare un'occhiata alle statistiche, mentre ricordiamo che invece la Racker rimarrà al penultimo posto in classifica con 12 punti. Dicevamo un'occhiata alle statistiche, mattatore della serata Giuliano Samoggia, 21 punti, 6 su 10 da 2, 2 su 3 da 3, 3 su 4 ai liberi, 14 rimbalzi di cui 13 difensivi e anche una stoppata nella sua partita, 36 minuti di impiego per lui. Alle sue spalle nel Sustentu bisogna arrivare agli 8 punti, anzi ai 12 realizzati da Trionfo. Dall'altra parte non ci sono giocatori in doppia cifra, chiudono a 9 Carlesso e Rossetto e questo è
l'applauso del Palamellano per l'8ª vittoria in stagione del Sustentus Estu, che continua a costruire in ottica salvezza. Ora ci prendiamo una piccola pausa, ma rimanete su Directa Sport perché tra qualche istante saremo in campo pronti a offrirvi le interviste con i protagonisti di questo match. Di questa serata Giuliano Samoggia in diretta per un paio di battute. Giuliano, Sì. un'altra doppia, una vittoria importantissima questa in chiave salvezza, una partita sporca, cattiva, come sono tutte le partite salvezza, alla fine l'avete portata a casa. Sì, assolutamente, l'abbiamo portata a casa dietro, l'abbiamo fatto fare per 3/4 di partita un punto al minuto praticamente, quindi alla fine è partito tutto da dietro. Poi le botte sono normali a questi livelli, in questo momento della stagione soprattutto giochiamo per qualcosa di importante, ecco, no? Per la salvezza. Quindi. Venivi da una prima parte di stagione non facile a Piacenza, anche con dei problemi fisici. Cosa è successo? Hai trovato l'aria di casa qui e sei ripartito? Allora vabbè, a parte che a casa gioco sicuramente meglio perché sono a casa mia, quindi è un'altra cosa, ma poi a Piacenza non giocavo. Se gioco posso essere messo in condizione di far questo, se mi fanno giocare 12 minuti a partita fatti loro, che ti devo dire. E allora ha avuto Meglio una... così, perché così ho finito l'anno qua in Sardegna, a casa mia. Ed ecco, queste erano le parole di Giuliano Samoggia, grazie mille allora anche al giocatore del Sustentus, gran protagonista di questa partita. Vediamo se c'è Marco Sassaro, allora, che ora arriva, un bel sospiro di sollievo, si doveva vincere, si è vinto, poche storie. No, sono ovviamente è lunghissimo, non è successo niente, è solo veramente un granello, però è importante che lo si sia preso e soprattutto che lo si sia preso in questa maniera, un po' in maniera così, un incoraggiamento. Negli spogliatoi avevo detto non facciamo una partita a 80 punti, sono sfibrato dalle partite a 80 punti, facciamo una partita dove magari vinciamo 51-50, e quando ho visto che si stava incanalando proprio in quella direzione sono stato ovviamente contento. Veniamo da una settimana che non mi è piaciuta per niente, non possiamo ambire alla salvezza se non riusciamo a lavorare veramente in una maniera più concreta di come abbiamo fatto questa settimana, perché non sempre poi sarà possibile ricostruirsi una credibilità durante la partita in 40 minuti. Detto questo, oggi mi sembra che la partita difensiva sia stata veramente tanta roba, cioè abbiamo lavorato bene, ma non abbiamo lavorato bene solo sulle armi più scontate di San Vendemiano, che fra l'altro sono molte, ma abbiamo lavorato di energia su ogni pallone, rendendo veramente difficoltoso tutto. San Vendemiano non è la squadra di stasera, è una squadra molto più ricca, molto più agguerrita. Mancava Barbon, lo ricordiamo. Sì, mancava Barbon, che all'andata ci aveva creato diverse difficoltà. Sono estremamente contento di due cose: una che alla domanda Ghisce, te la senti di provare dopo un mese e mezzo di tentennamenti, oggi credo ci abbia dato una buona mano la Guzzi, ma soprattutto che abbia avuto la testa e l'atteggiamento giusto per giocare, perché poi non si è risparmiato giocando. Noi magari siamo riusciti a gestirlo in queste piccole dosi di campo, e l'altra è che speravo di trovare un campo che ci desse un sostegno. L'abbiamo avuto, e questo veramente è il ringraziamento mio, della società, di tutta la squadra, perché noi non possiamo pensare, se avremo la capacità, la bravura di andare al play out, non possiamo pensare di farne a meno. Quindi il campo sarà veramente una cosa di cui abbiamo bisogno, ognuno di noi, io per primo, penso miglioriamo tanto la prestazione col campo in queste condizioni. Quest'oggi salta all'occhio ovviamente la qualità di Samoggia, doppia, numeri impressionanti, però probabilmente il simbolo di questa vittoria sono i palloni strappati da Graviano, da Villani, che si butta per 3 volte consecutive proprio in questa zona del campo per strappare via il pallone, e da lì che si passa per la salvezza. No, ma soprattutto, cioè, io credo che sia normale che ogni giocatore si riappropri delle sue caratteristiche, perché adesso sembriamo comunque avere una dimensione dove ognuno sa che può anche uscire dalle sue competenze, ma lo fa con molta più tranquillità, perché ci stiamo attrezzando per diventare una squadra migliore.
Mauro ha fatto sicuramente una partita molto importante in difesa, perché Antelli è un ottimo prospetto e oggi non so, cioè, forse Antelli ha fatto 2 punti stasera, adesso vado a memoria ma non credo, ma al di là di quello gli ha messo tanta difficoltà anche sulla costruzione del gioco e questa è una cosa importante. Su Fabio adesso come dire, si è riappropriato di un ruolo importante. Quello che mi dispiace nella seconda fase e nella seconda parte della gara è non essere riuscito a gestire la stessa rotazione che ci ha portato a quell'energia del primo tempo. Paradossalmente abbiamo fatto meglio addirittura del primo tempo per certi versi, però l'obiettivo è quello di creare veramente una rotazione veramente ampia, quindi... Ed ecco il saluto tra Marco Sassaro e Giuliano Samoggia. Un'ultima battuta prima di chiudere, arriva Orzinuovi qua mercoledì, un'altra bella gatta da pelare. Sì, loro c'hanno... Partita semplice. Sì, partita semplice, d'altronde siamo noi che arriviamo a questo appuntamento con troppi punti in meno, perché poi alla fine i budget erano uguali a inizio anno e siamo noi che stiamo peccando. Vedremo non lo so, proviamo a tirare fuori un jolly. Assolutamente, vedremo. È una battuta, sappiamo benissimo che differenza c'è, però giochiamo, vediamo adesso magari dobbiamo capire cosa fare con Laguzzi, dobbiamo gestire Pilo che oggi e peraltro quando è entrato ha dato subito qualcosa come era abituato a fare. Vediamo, la voglio capire, una battuta stupida, ma gli ho detto se avete bisogno di un giorno, visto che giochiamo mercoledì e torniamo in palestra, lasciamo domenica di riposo, ho detto se avete bisogno di un giorno ne parliamo, ho detto no coach, veniamo anche se fosse solo a tirare, però facciamo tutte e 2 le sere perché ne abbiamo bisogno e questo è quando si vince, capita anche questo. Segnali importanti, grazie mille coach e complimenti per questo risultato. Allora andiamo a chiudere direi questa diretta dal Palamellano di Sesto. Vi ricordo che il Sustentu Sesto ha battuto la Racker San Vendemiano ottenendo l'8º successo in stagione, davvero molto importante in chiave salvezza. Io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini relative a questa diretta, ringrazio anche a Mauro Farris che invece ha curato la parte tecnica. Vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it, a iniziare da quello di mercoledì su questo campo contro la Agribertocchi Orzinuovi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.